Calano i contagi e cala anche la pressione sulla sanità del Veneto. Ormai è chiaro, se non ci saranno ribaltoni si potrà finalmente parlare di una fase di remissione del coronavirus. Se continuasse così, posso tentare di dire, se non ci fosse un cambiamento di scenario, un'inversione di rotta, che noi stiamo andando verso una remissione del contagio. Un dato ancora più importante se messo in relazione con il fatto che la riapertura delle scuole non ha portato finora a un peggioramento della situazione. Questo dato è importante perché siamo ormai a 20 giorni dall'apertura delle scuole. Vi ricordate le famose 3 settimane? Noi abbiamo sempre detto che bisogna scollinare settembre e vedere la prima settimana di ottobre. Al momento le scuole non ci stanno dando incremento, vi avevo portato una curva se ricordate la scorsa settimana, non ci stanno dando quell'incremento di contagi che abbiamo avuto l'anno scorso nell'ondata autunnale. Corre anche la campagna vaccinale, tanto che la copertura ormai è molto alta. Annuncio che abbiamo superato l'83% di media regionale sulla popolazione vaccinabile, comprese le prenotazioni. Siamo all'83,1%. Continuiamo a avere mediamente 4-5 mila nuove prenotazioni al giorno e questo pian piano ci fa crescere ancora.